Noi andiamo a divertirci sugli sterrati a 2-3 mila metri con... Scusate, ma bella stazione? Ecco, quindi ne vedrete delle belle. Io volevo partire da di qua col video, con il caffè e tutto, e fare le cose molto wild, ma non ce l'abbiamo fatta, anche perché ci siamo trovati qua. Dov'è che siamo? Valdobbiadene, in questa chiesa di San Floriano. Ci siamo trovati in chiesa perché andiamo dal prete a farci prima benedire, pam pam, e siamo qua con Max presente, Giovanni presentissima, Sandro e Sandro, che si aggiunge col suo CR F300. E vi ricordate questo CRF? Guarda che c'ha i segni qua. Vi ricordate? Ve lo ricordate? È uscito dall'attenzione. Ecco qua, 2 Himalaya e 2 CRF che arriveranno su prima di noi. Nuova avventura con loro, e ne vedremo delle belle. Comunque, visto che molti commentano, fanno commenti strani sul tubo, giusto? Dicendo tipo, per alcuni sarà anche l'ultima, sì, e noi stiamo cercando dobbiamo ancora no, allora io sono stato zitto sul tubo perché ho detto magari è uno che dice uno è bucato, uno è caduto, e molti pensava, cioè magari abbiamo proprio... e invece loro se la sono presa perché pensano che intendeva proprio un coglionetto. Si parlava dell'età. Allora, oggi con lui superiamo il limite. 71 anni, ok? Quindi voi giovani che non fate un cazzo, perché io sono sempre più giovane qua. Noi andiamo a divertirci sugli sterrati a 2-3 mila metri con persone di 70, 60, 50, 40 anni. Ecco, quindi ne vedrete delle belle. Qual è quindi la regola per andare via con Ale? È che dovete sempre aspettarmi, sempre milioni di cose da fare, caricare, non avevo la batteria, comunque ci siamo. E così, il gruppo Bravi Ragazzi si ritrova. Dopo pochi mesi dal viaggio in Piemonte, con qualcuno di nuovo e qualcuno rimasto a casa. Partiamo dunque per un nuovo viaggio avventura e mototendata che ci porterà dal Veneto al Friuli, alla scoperta di strade sterrate e cime panoramiche. Allora, località Posa Puner 1322, Posa Puner. Ho chiesto a Gio, ma avete mai fatte queste strade? Questa è casa nostra. La strada delle Malghe. Se siete nuovi di questo canale e non mi conoscete, io sono Alessandro Failla, un himalayano veneto che con la sua Royal Enfield ama girare e viaggiare in sella per poi raccontare il tutto con questi video. Quanti sono belli i boschi! Allora, mi ha appena detto che questo è il tracciato delle moto da trial, quando a 71 anni vengono qua con le moto da trial e vanno super di qua e poi vanno via per di là. Oh no, scusate, per di qua.
Prima di continuare, sperando che questi miei racconti vi piacciono, vi propongo di iscrivervi a questo mio canale per non perdervi i futuri video e scoprire tutti quelli già pubblicati. Bellissimo. Questo è un bivacco, mi hanno appena spiegato. I viandanti così, i piedi in bici vengono, tutto aperto, c'è la cucina, ci sono i letti, la si mangia sui tavoloni. Bello, tutto, cioè aperto e gratis, basta comportarsi bene, sempre nel rispetto. 1230 metri, 1240, sì, fantastico. Ma dove stiamo andando? Qui quando è aperto si mangia divinamente. Spettacolo. Ecco, non serve andare per forza in Piemonte, abbiamo delle belle strade anche qua, magari a Padova nei Colli Ugani, perché questo è un po' Colli Ugani, peccato che non sono utilizzati così. Cioè, sarebbe bello avere anche da noi i Colli Ugani, che anche una volta a settimana, 2, a pagamento anche, si riesce ad andare a fare queste strade, perché ci sono anche sui colli dove vanno solo le bici, ovviamente sempre nel rispetto di comportarsi bene, non correre troppo, lasciare pulito, cioè ovviamente, perché se vieni per di qua e lo fai perché ti piace la natura, rispetto. Qua si sale piano piano, carichi come un mulo ragazzi, carichi come un mulo, guarda che pietre, bella bella pietraia in mezzo ai boschi, fantastico. La Ima va dappertutto, anche carica come un mulo, cazzo! Bellissimo. Wow! Cioè, avete visto che strade? Fantastico! Sei carica, madonna, guarda come viene in avanti. Guarda, guarda Gio. Ciao Gio, ci vediamo domani! Wow, bravo ragazzo. Questa è la Val Belluno. Là c'è Val Belluno. Questa è la Val Belluna. Val Belluna. Lì davanti e di così c'è Belluno. Ok, di là Belluno. E cos'è questa che hai detto? Questa è Malga Canidi. Malga Canidi. Ok. Bellissimo, è proprio un mischio tra strada cementata, sterratino, strada bianca, pietre, bosco, terra, forse dopo un guado. Bello, bello, è un mischio di tutto, non è troppo difficile, alcune parti sì, sono un po' più, diciamo, tecniche, chiamiamole anche sofisticate, ma niente che non abbiamo mai fatto, che si può fare anche in sicurezza e in tranquillità. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Facile, facile. Allora siamo a Passo ah, eccolo qua, Passo Praderadego, che è dalla parte di qua del Passo Boldo. Guarda cosa c'è scritto su quella porta sopra. Sì. Quale porta? Qua c'è scritto Agriturismo dei Radeghi. Vino e gallina. Che? Gallina. Gallina. Oh. Questa è un'osteria vecchissima, al 200 anni. Ah, Vin e Pit.
È vecchissima di quanti... Apre solo sabato e domenica. Solo il sabato e la domenica. Fantastico. Sì, no, voi prendete per il culo la gente che fa ste cose di 60-70 anni. Io sono strafiero di andare via con loro perché sanno tutto, mi raccontano tutto ed è meraviglioso. Val de Fornas. Di là è un tracciato duro che Gio ha detto che si era voltato, quindi dove vetto amore no. Oggi no, dove vetto amore, andiamo giù per di là. Di qua si va al guado, andiamo a provare sto guado. Guarda, 3 gocce d'acqua. 3 gocce d'acqua, non problema. Vai di guado! Bene, prima batteria andata della GoPro, dopo la cambio, ma oggi per fortuna in campeggio dovremo avere la corrente. Noi continuiamo a salire. Probabilmente era un posto di esazione di denaro, di conto. Ma sicuramente sì. Qui siamo tutto in zona di, che torrenti hanno scavato, quindi è bellissimo qui tutte le valle dei torrenti perché hanno delle forme molto particolari. Guarda anche questa da giù. Sì, guarda, sono tante vasche. Qui ci sono qui nel Bellunese è famosa sta roba. Sì, tipo Nizza. E continua passando di quei ponticelli con dei ruscelli sotto fantastici, tutto ben sterrato. Da qui dovremmo arrivare al ballo. Bellissimo, bello disegnetto. Guarda che verde che c'è qui, È l'umidità della notte. Peccato che non siano venuti anche gli altri. Beh, ma comunque in due comunque non era da fare, secondo me. L'avete visto? Allora, ho provato a creare un video unico per i 3 giorni, ma tante sono state le strade, le emozioni, le risate. Quindi godiamoci qui il primo giorno, che da Valdobbiadene ci porterà a Belluno, per la maggior parte in strade sterrate, e poi via fino a Sauris in Friuli. Oh, là c'è il Boldo, di là c'è il Boldo, di là c'è il Boldo. Sì. Sì. E di qua andiamo a Signa, noi siamo arrivati da Signa. Via. Andiamo a mangiare. Signori, Pianezza, è una piana che dice che è bellissima. Via! Sapete com'è? Canal di Limana. Qua ci sono venuto al contrario quella volta che ci siamo fatti un bel giro tra i Maiani con Leo, lo zio, c'era anche Max, e ora parte un bellissimo sterrato. Questi sono i miei sterrati preferiti. Bellissimo. Cosa abbiamo in Veneto, ragazzi? Cosa abbiamo in Veneto? Guarda, polverone che ci tira su. Maledetto polverone, devo mettermi gli occhiali. Dov'è giù? Abbiamo perso giù! Dov'è tuo amore? Dove sei? Poi a un certo punto ci sono queste strade così cementate con tipo delle cunette, non piccole, enormi, cose per l'acqua. Bisogna stare attenti, eccoci qua. Cosa c'è? No, cosa vuol dire? Ah, ci fanno passare con... Sì, ti sposta anche i sassi. No, digli di lasciarli i sassi.
Grazie ragazzi, buon lavoro. Leo, qui tu non saresti passato. Allora, Revine Lago, ristorante aperto, agriturismo, Casera Vecchia, ragazzi scusate, si vede che non so leggere. No, non voglio matrimoni, basta, basta. Oh, dove sono andati? Li ho persi. Dritti o su? Porco, giù. Benvenuti da Casera Vecchia. Ah dai, tranquillo, non c'è tanta gente, perfetto. Allora, intanto, Elisa, guarda. Perché tu me l'avevi dato, ho detto io adesso con questa qua vado in Piemonte, la metto. Il bello è che non lo trovo più, buttata via in negozio da me, non sapevo dov'era. Alla fine adesso mi preparo per venire qui, apro le cose messe da parte per l'inverno e non so perché era lì. Vabbè, quindi finalmente l'ho tirata fuori e me la posso mettere. Allora, qua abbiamo gli sdrai con nutriti, idratati. Che belle strade ragazzi, fortunatamente bellissime strade, loro conoscono sti posti. Vediamo, guardate, andiamo piano. Quanti cavalli hai sulla tua moto? Io? Quello ne ha uno ad esempio. Bellissimo. A me? Per cosa? Aspetta che ti chiamo quelli che lavorano qua perché io sono con 24 cavalli. No, tranquillo, aspetta che ti richiamo. Qui penso che Elena mi direbbe Ale, portami a mangiare, che è sempre nei miei pensieri ragazzi. Scusi, c'è un ragazzo col cavallo, mi ha preso come tipo gestore, mi ha detto te li vado a chiamare. Arrivo. Cisterna? Riace Failla, lei sono. Adesso cambia sua rubrica. Me le besche Riace questi momenti sono quelli Ma lo so, ma è quelli più belli, cioè ma ti buoni da mangiare con questi qua. Ah, tu cambiato? E cos'era il discorso della battuta di prima che hai detto adesso le riprendiamo? Non mi ricordo più, abbiamo fatto una battuta su una cosa simpatica, non quello del cos'hai sotto quella del cavallo. No, non mi ricordo più che cos'era. Quella di Sheldon, quella del cavallo. No, 2 minuti fa hai detto vabbè niente, non mi ricordo. Comunque qua si ride, non si va in moto, ciao. Forse non ce ne faremo neanche a scendere perché a Pacchera non le fa passare. Sono su a Pacchera. No, visto lo conosciamo altra strada. Noi dobbiamo passare. Dobbiamo perché dobbiamo. Mamma. Grazie. Di la verità. Grazie. No, io vado di salame e cioccolato. Salame, dolce un po' salato. Pupo no. Salame, Cosa ho detto? cioccolato, Cosa ho fatto di male? Cazzo, dolce Perché un po' no? salato. No, a me Riace non sono amante delle crostate io. Siamo spacciati. Ciao. Scusa Joe, ci puoi raccontare la barzelletta l'altra volta per favore? Che un cavallo. Un cavallo, quello là. Un dietro. cavallo, quello lì dietro. Quello là. È andato al bar, è andato lì al bancone e il cameriere lo ha guardato e gli ha detto: perché quel muso lungo? Allora, per 3 giorni sarà così. Andiamo. Dipende dalla sambuca. Dipende dalla sambuca. Questi sono pericolosi. Dove vai, amore? Allora Joe ho fermato questo andamento lento perché mi ha detto che qui c'è l'agriturismo dove si mangiano bellissime costicine e polenta. Qua al lago, siamo arrivati al lago di Santa Croce finalmente. Bello, quindi c'è stato il lago Santa Croce ma non ci siamo fermati. Ho un sonno ragazzi, oggi ho un sonno. Prima di arrivare alla destinazione aggiorniamo il pubblico, stiamo costeggiando tutto il fiume Piave.
questa strada che costeggia tutto il Piave, dove non c'è traffico, è speciale perché è tutta una serie di curve, quindi in moto è un piacere unico in mezzo a queste pietre, a queste montagne. Questa è la casa del Parò. È tutto da visitare, questo giardino. Un giardino tutto da visitare. Guarda, lì c'è la vecchia cosa del È il proprietario che lo tiene così e poi andarci. Il giardino della Regina Margherita. centro storico. Centro storico. Il comune, E poi il comune di Perarolo. qui se vieni con Amoreva, ti fai un giretto a piedi. Con Elena la porto qui. Mura. Sì. Qui a Natale fanno tutto, hai capito, mettono tutte cose che si muovono. Luci. Anche là davanti a là. Sembrano veri. Sì, scusate, ma per la stazione? Scusate, per la stazione? Allora, questa strada che abbiamo fatto ci hanno detto è la vecchia strada, quella che ti porta a Cortina, che evita i tunnel. Ottima perché non c'è nessuno, perché è fatta bene, l'asfalto è perfetto, perché è appena passato il Giro d'Italia. Salve! E poi si attraversa sto ponte dove in fondo là, guarda che belle cime. Comunque siamo bellissimi insieme perché sono proprio due CRF 300 uguali e due Himalaya. Meraviglioso, meraviglioso. Calalzo di Cadore. Scusate. Comunque come al solito tu si va in giro in moto, ci sono tanti altri gruppi motociclisti, guarda, come prima che ne sono passati 4-5. Cioè, ma siamo gli unici con moto così 300, 400. Sono tutti motoroni. Laggio di Cadore. Comunque per questo viaggio ora sto riprendendo, ma mentre parlo con la videocamera parlo anche con Max, perché la cosa stupenda è che io gli ho dato 8GS, gli ho dato un mio vecchio interfono che era collegato al mio che lo usava la Elena e possiamo parlare, farci compagnia, mette sveglio, ci diciamo le cose, bello. Non sono quelli tipo che ti sentono fino a 1 chilometro, 2-3 che costano 300-400 euro, però funzionano, cioè ci stiamo facendo il viaggio parlando, meraviglioso. Dovremmo prendere un giorno quando si arriva in gruppo quelli per 3-4-5 persone, così in gruppo con tutti ci si manda a fanculo proprio. Dove vai Mona, dove metto? Ragazzi, stiamo salendo, inizia a fare un bel freddo, ma un bel freddo che dobbiamo chiuderci la giacca, sennò ci congeliamo. Ah, eccolo qua, Gio. Bene, ora si mette la giacchetta dentro. Ragazzi, ci fermiamo perché dobbiamo chiuderci, inizia a far freschetto. Perché siamo a 1800 e cavolo ragazzi, fa freddino, saremo sui 14 gradi. Solo per farvi vedere che ci siamo. Siamo arrivati al campeggio e abbiamo
non voglio dire tirato giù di madonne, però quasi, perché qua sotto ci sono solo sassi, quindi questi picchetti ci hanno fatto dannare. Il mare consumato sono le mie parole. Ok, Gio è felicissimo, ce l'abbiamo fatta, ma vedete i picchetti? Vedete che simpatici che sono? Spettacolari. E ecco, ce l'abbiamo fatta, siamo in campeggio, sistemiamo tutto. Questa casa qua degli spiriti qua dietro, che c'è tutto il tetto, andiamo a farci docce infinite, andiamo in paese a mangiare, c'è una piscina anche con sauna e tutto, non so se la faremo. Sistemiamo tutto prima che diventa buio, va, che è meglio. Va bene, non vi abbiamo fatto vedere la cena perché abbiamo montato tutto velocemente in tenda, siamo andati in bagno, siamo sistemati, siamo andati subito qui, però siamo qua, i bravi ragazzi. Abbiamo mangiato una pizza, abbiamo bevuto una birra, abbiamo assaggiato sto crudo di qua, è arrivato lo zio che adesso si siede qua con noi e bella serata. Ragazzi, io sono stanchezza, mal di schiena, speriamo di non aver preso qualcosa, mi sono bevuto un bel bicchierone di tachipirina 1000, sì lo so, qualcuno di voi è contrario, ma potrebbe salvarmi la vita o forse no. E aspettiamo lo zio, beviamo il caffè e andiamo finalmente in tenda. Sono divertito come un matto. È arrivato anche lo zio. Cos'è che devi fare? Devo parlare col frate, ce li porta lui. Adesso parliamo col frate. Sei al buio. Becco che le palline non ti manda la luce. Vai. No, non posso. Vai. Non posso. Ma ve lo dico io. È venerdì! Allora, si lamentavano che qua non facevo video, ma abbiamo mangiato, avete capito che livelli siamo? Ok, abbiamo mangiato e bevuto abbastanza. Ci ha raggiunto, come avete visto, lo zio. Aspetta che è buio, non si vede un tubo. Il casco rovescio vuol dire che Che sta meglio di tutti. Ok, quindi dov'è la luce? Va bene, sarà una notte di fuoco. Andiamo a dormire, va, che domani ci aspetta di gelo. Magari per una notte di fuoco e sarà 0 gradi. Va bene, salutiamo questo bel posto che ci ha ospitato. Che bello, proprio tutto il legno qua. Allora, non vi porto in tenda, soccotto, non ci saranno altre storie per oggi, quindi buonanotte, ci vediamo domani, giusto? Ecco come siamo presi, al buio, a montare le tende, a sistemarci in tenda. Ho attraversato la strada un Bambi. Sì. Guarda, adesso Sì, tranquillo. Oh ragazzi, oggi gioca l'Italia, quanto siamo? 17. Non c'è possibilità di muovere il pallone, andiamo oltre, siamo corti ancora, dobbiamo mettere il Dai, facciamo sta meta. Deve mettere il pallone su posizione il giocatore azzurro, non è meta, quella sono arrivati corti. Oh, evviva, è meta dell'Italia. Evviva. c'è? Noi stanotte pensavamo di dormire e invece è arrivato. Abbiamo messo su l'impresa. L'impresa fa ed esco. Allora, da capire qui ce n'è. Perché noi siamo veri uomini, facciamo campeggio, cuciniamo all'aperto, non abbiamo cucinato all'aperto, aggiustiamo oggetti, fra un po' aggiusteremo le nostre moto e in 3 riusciamo a montare una tenda, riescono a montare una tenda, che non gli sto dando una mano, il stronzo che sono. Però troppe mani, troppe teste, è un casino. Va bene, io mi sistemo nella mia, mi cambio, mi metto comodo, c'è un'umidità pazzesca ragazzi, vi ho dato la buonanotte ma invece siamo ancora qua. Tra l'ero e la là. Buongiorno, sono le 7 di mattina, mi sono svegliato con loro e mi dicendo ci sono già i morti. Bisogna organizzarsi bene, cazzo. Ehi tu, se sei alla ricerca di un bell'uomo, vieni a conoscere Max. Sono solo molto stanco. Grazie zio.
Conoscete la panoramica delle vette? Zazan, 72 anni qua così a divertirsi.